L'acqua scarseggia nei canali padovani, sempre meno quella che si vede nei luoghi più centrali della città. In parte viene anche bloccata per mantenere i livelli della portata dei fiumi. Di conseguenza continua l'opera di trasferimento dei pesci che rischiano di rimanere senza ossigeno. Nelle scorse settimane sono stati circa 20 quintali di pesci morti rimossi dai canali interni. La prossima settimana si deciderà anche se spegnere l'inceneritore di San Lazzaro che usa l'acqua del canale San Gregorio per raffreddare l'impianto. Legambiente Veneto vede positivamente questa misura emergenziale pensata dal Comune di Padova. Agire nell'emergenza che stiamo vivendo è indispensabile e interventi come quello di fermare, diminuire le portate nei canali interni e gli utilizzi non indispensabili, penso sia un'iniziativa lodevole e qui vale la pena anche ringraziare i volontari, l'università e gli enti che si sono adoperati per salvare la fauna ittica e in qualche modo garantire, lo dobbiamo alla biodiversità, insomma anche visto che le conseguenze che subisce il nostro territorio sono dovute principalmente, è bene ricordarlo, ai cambiamenti climatici, quindi l'aumento di temperatura che dobbiamo contenere entro il 1,5 gradi che prevede un intervento principale sulla riduzione delle emissioni e quindi i gas climalteranti, la CO2 e le emissioni in atmosfera. Questo per dire che la crisi idrica è strettamente connessa alla crisi climatica. Tuttavia le azioni emergenziali devono essere affiancate anche dalle politiche strutturali per far fronte al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Bisogna intervenire, secondo noi, secondo Legambiente, almeno in tutti i settori che prevedono un largo consumo, quello idropotabile, migliorando la rete. Oggi le nostre reti idriche hanno enormi dispersioni e su questo serve un investimento forte del governo e poi amministratori locali capaci di migliorare le reti, il recupero delle acque, la depurazione delle acque che è fondamentale e poi gli interventi in agricoltura e nell'industria. Serve in entrambi i settori cambiare i modelli di approvvigionamento, efficientare le procedure di utilizzo dell'acqua e di rilascio dell'acqua sia nelle fasi di processo sia nelle fasi di utilizzo e serve in qualche modo ridurre quelli che sono i consumi e pensare alla risorsa idrica oggi come una risorsa finita che non possiamo permetterci di non avere, perché questo mette a repentaglio non solo la gestione degli impianti ma tutta l'economia e il benessere dei cittadini.